ora i titoli con le principali notizie. L'anziana morta per le percosse a Marsala nel Trapanese. Il figlio nega di averla aggredita, ma il giudice per le indagini preliminari convalida il fermo. Nella loro casa la possibile chiave della tragedia. A Palermo un cittadino iraniano è stato fermato con l'accusa di essere l'aggressore seriale della Via Roma, l'ultima reazione violenta contro i poliziotti dei Falchi. Il presidente della regione Schifani ha parlato a Messina dei termovalorizzatori. Si faranno, dice, uno dei punti prioritari della mia azione di governo. L'uomo morto a Bagheria, aggredito dai cani corso. I primi risultati dell'autopsia confermano i morsi dei 3 molossi. L'avvocato della famiglia della vittima, segni evidenti di aggressione. A Catania, centro storico invaso da migliaia di auto. I catanesi non si fidano dei mezzi pubblici, dicono troppa attesa alle fermate. Mentre l'eruzione sull'Etna rallenta, continua l'afflusso di migliaia di turisti che fanno a gara per un selfie estremo a bordo lava. Un pericolo per la loro incolumità, ma anche per quella dei soccorritori. Calcio, il Catania in cerca di riscatto contro l'Altamura. Palermo al lavoro per la gara di domenica a Cosenza che deciderà il futuro dell'allenatore Dionisi. Appello del sindaco per salvare il calcio Messina. Ancora buonasera. Dunque l'anziana morta a Marsala, il figlio nega le accuse, ma il giudice per le indagini preliminari convalida il fermo nella loro casa, la possibile chiave della tragedia. Roberta Lunghi. Dall'interrogatorio di garanzia alla convalida del fermo per Girolamo Peraino, 51enne di Marsala, accusato dell'omicidio preterintenzionale della madre Anna Peralta. Il GIP di Marsala, Sara Quittino, ha disposto la custodia in carcere a Trapani per l'uomo che ha respinto tutte le accuse. Secondo una prima ricostruzione, domenica scorsa vi sarebbe stata l'ennesima richiesta di denaro dell'uomo, tossicodipendente, alla madre. Lui l'avrebbe picchiata al culmine di una lite perché forse questa volta l'anziana non aveva intenzione di cedere alle sue richieste. L'appartamento dei due è stato trovato dai militari dell'Arma a Soqquadro, vetri spaccati, mobili, sedie, arredi distrutti. I carabinieri stanno indagando per capire se l'uomo sia andato in escandescenza e quindi abbia distrutto la casa proprio mentre stava picchiando la madre. Poi la donna avrebbe tentato il suicidio ingerendo 15 compresse di tachipirina, come ha confessato ai sanitari del pronto soccorso. I medici si sono accorti da una prima visita che c'era qualcosa di ancora più grave oltre all'avvelenamento da farmaci. La signora aveva vari ematomi un po' in tutto il corpo. I medici hanno poi accertato con l'ausilio di una tacca e di una grande emorragia in corso. Non è morta per l'avvelenamento da farmaci, ha precisato il primario dell'ospedale. A Palermo adesso un cittadino iraniano è stato fermato con l'accusa di essere l'aggressore seriale in via Roma. E in queste immagini vi mostriamo appunto i gesti violenti dell'uomo. Da settimane terrorizzava la via Roma, strada centralissima della città di Palermo, ma da qualche anno inspiegabilmente degradata. Fermava i passanti e li picchiava senza alcun apparente motivo. Uomini, donne, ragazzi, senza distinzione. Alle forze dell'ordine sono arrivate numerose segnalazioni e denunce, soprattutto nelle ultime 2 settimane, 15 giorni. Adesso la polizia ha arrestato un uomo che sembra corrispondere alla descrizione dell'aggressore seriale. Si tratta di un iraniano fermato da una pattuglia di falchi. L'uomo ha tentato di sottrarsi al fermo reagendo e cercando di colpire i poliziotti che lo hanno però bloccato e caricato su un'auto per portarlo alla squadra mobile. È accusato al momento soltanto di minacce e resistenza pubblico ufficiale, ma verranno verificati i video delle aggressioni di questi giorni che sono stati in gran parte caricati sui social e acquisiti dalla polizia, e si tenteranno anche alcuni riconoscimenti da parte degli aggrediti che hanno denunciato. Adesso a Messina il presidente della regione Schifani ha parlato dei termovalorizzatori e dice si faranno, è uno dei punti prioritari della mia azione di governo. Francesco Triolo. E iniziarli ho conto di iniziarli entro la legislatura, e questo è un obiettivo minimo naturalmente. Poi se chiamato a continuare un'altra legislatura vigileremo rigorosamente sulla loro realizzazione.
I termovalorizzatori sono una priorità della Regione. Il presidente Renato Schifani lo ha ribadito anche oggi a Messina parlando in prefettura dopo l'iniziativa ai 65% e oltre, l'evento che ha riunito esperti del settore dei rifiuti. La città dello Stretto diventa un modello in Sicilia per la differenziazione e per il riciclo, con un'azione che ha consentito di superare il 58% di raccolta porta a porta, ad un passo dall'obiettivo del 65%. Il prossimo passo a livello regionale dovranno essere proprio i termovalorizzatori. Si faranno, io ce la metterò tutta perché è il punto numero 1 della mia azione di governo. È un impegno che ho assunto nei confronti dei miei elettori quando mi sono candidato, un impegno che sto portando avanti con determinazione, fermezza e coraggio. Abbiamo individuato le somme, le risorse, abbiamo dotato la Sicilia di un piano rifiuti perché non c'era, l'ho adottato io come commissario, ma ho dovuto chiaramente prepararlo, lavorarci, è stato adottato il piano rifiuti, stiamo andando avanti speditamente su questo progetto. Avremo addirittura un abbattimento del costo a più della metà, perché avendo voluto i termovalorizzatori realizzati con denaro pubblico, agli utenti gli utenti non saranno sottoposti al pagamento anche quella tariffa anche dell'ammortamento di chi ha investito. In prefettura Schifani ha illustrato anche la strategia territoriale approvata dall'Assemblea dell'area urbana funzionale, che può sfruttare finanziamenti per oltre 72 milioni di euro per il rafforzamento del tessuto produttivo nell'ambito del primo asse, rigenerazione urbana, rafforzamento dei sistemi di accoglienza turistica. Sanzioni a una mensa scolastica di Riposto, siamo nel Catanese, per carenze igienico-sanitarie nella mensa. Appunto il sindaco Vasta rassicura nulla di particolarmente grave, ma vigileremo assieme ai genitori. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Pulizia insufficiente delle superfici di lavoro e delle attrezzature e una gestione non ottimale della manutenzione di frigoriferi e congelatori. I carabinieri della stazione di Riposto, con il supporto del NAS e del NIL di Catania, hanno ispezionato una mensa scolastica di una scuola statale del paese, contestando all'amministratore dell'azienda, un 72enne, sanzioni amministrative per quasi 6.000 euro, e lo hanno denunciato per mancata sorveglianza sanitaria di 4 lavoratori. Le violazioni rilevate hanno riguardato carenze igienico-sanitarie dei locali dove venivano preparati i pasti per gli alunni, oltre alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema di sicurezza alimentare, il protocollo che serve a prevenire rischi come contaminazioni o conservazione impropria dei cibi. Sulla vicenda è intervenuto con una nota il sindaco di Riposto Davide Vassa, che rassicura i genitori. Ho letto, afferma il verbale dei NAS, non sono state riscontrate gravi carenze igieniche, tanto che la mensa non è stata chiusa. I cibi sono stati trovati regolarmente confezionati ed etichettati. Fino ad oggi i controlli della mensa sono stati eseguiti da un nostro addetto, ma, conclude il sindaco di Riposto, alla luce di quanto accaduto istituiremo una commissione formata da rappresentanti dei genitori e da nostro personale, a garanzia della massima trasparenza e vigilanza sul servizio. A Catania un corriere ruba le carte Pokémon a un collezionista che le aveva inviate a Roma. Il ladro è stato denunciato dalla polizia per ricettazione. A far scattare le indagini era stata la denuncia della vittima, che alcuni giorni dopo la spedizione ha notato su un social network un annuncio per la vendita delle sue carte. I poliziotti così si sono finti acquirenti e hanno denunciato appunto il ladro. Torniamo ad occuparci della vicenda dell'uomo morto a Bagheria, che sarebbe stato sbranato dai cani corso. L'avvocato della famiglia della vittima dice segni evidenti di aggressione. Marco Gullà. I primi risultati dell'autopsia farebbero emergere un'aggressione feroce da parte dei cani corso nei confronti di Salvatore Maggiore, l'uomo di 84 anni morto nella sua campagna a Bagheria. Ma per stabilire definitivamente cosa sia successo bisognerà attendere gli esami agli organi vitali, quelli istologici e al DNA che sarà eseguito sugli animali. Vi sarebbero delle ferite agli avambracci e anche in altre parti del corpo che denoterebbero un tentativo di difesa della povera vittima, e quindi l'ipotesi iniziale degli investigatori sembra sempre più accreditarsi. Gli altri dati che abbiamo acquisito con certezza sono la presenza di quei 3 cani corso all'interno della proprietà del signor Maggiore negli istanti subito successivi al fatto, quando sono sopraggiunti i figli.
La moglie dell'indagato e proprietario dei cani ha ribadito che i rapporti con la vittima erano ottimi, ma sembra che invece qualche screzio in passato ci sia stato, soprattutto per la presenza costante dei tre molossi nel terreno di Salvatore Maggiore. La salma è stata restituita alla famiglia. Domani saranno celebrati i funerali alle 11 nella Basilica di Sant'Anna a Santa Flavia. Falsi di marca pubblicizzati sui social, la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato più di 7.000 prodotti e denunciato 3 commercianti. Emanuela Corsi. Anche la contraffazione sta al passo con i tempi e si apre all'e-commerce. Non più bancarelle per le vie della città o al mercato, ma veri e propri negozi che, sfruttando le piattaforme social, propongono agli acquirenti borse, scarpe, capi d'abbigliamento e orologi di lusso, ovviamente falsi. L'ultimo caso a Palermo, dove la finanza ha sequestrato più di 7.000 prodotti contraffatti e denunciato 3 commercianti che pubblicizzavano accessori e abiti di lusso su Facebook, Instagram e TikTok. Nel corso di un controllo in un negozio nella zona di via Monte Pellegrino sono stati trovati capi di abbigliamento, pelletterie e scarpe di note grigie. Nuovi arrivi. In questo video si sente un commerciante promuovere i nuovi arrivi, anche questi contraffatti. Tantissima merce, venitela a trovare. Nel negozio situato nel quartiere Noce sono stati scoperti e sequestrati oltre 2.000 prodotti contraffatti di lusso, esposti sui banconi e gli scaffali del negozio che appariva a tutti gli effetti come una vera e propria boutique. Un altro negoziante su TikTok reclamizzava la vendita a prezzi stracciati di giocattoli e biancheria. Sequestrati più di 5.000 prodotti per bambini potenzialmente rischiosi per la sicurezza e la salute. Sequestri anche a Catania, dove i finanzieri della compagnia di Caltagirone hanno requisito, come vediamo in queste immagini, oltre 300 capi contraffatti di note marche in vendita in un mercato comunale. Il responsabile è stato denunciato. A Catania, centro storico invaso da migliaia di auto, i catanesi non si fidano dei mezzi pubblici, dicono troppe attese alle fermate. Tonino De Mano. Migliaia di mezzi che si riversano nel centro storico di Catania. La comodità di non lasciare l'auto, pochi parcheggi e scarsa fiducia nel trasporto pubblico locale. Ruota su questi fattori il caos quotidiano che manda in tilt il sistema nervoso degli automobilisti e non fa dormire sonni tranquilli all'amministrazione comunale. In molti, specie nelle giornate piovose, non rinunciano all'auto e basta ascoltare alcune voci per comprenderne il motivo. Si può essere soddisfatti? Prova a chiedere agli autisti e alle altre persone. Se dovessi dare un voto al servizio? 3-. Perché non ci sono i mezzi pubblici adatti e idonei. Devo prendere 2-3 autobus, e non mi va tanto bene. Se dovessi dare un voto al servizio AMTS? No, 5. Oggi ho dovuto aspettare 1 ora e 10 e devo aspettare un'altra ora e 10 per ritornare. Può ricordarci il tratto? Quello che va dall'ospedale Garibaldi Nesima fino qui al Duomo. C'è confusione, non sono diciamo in orario e compagnia bene. No, non mi fido tanto. Ma l'autobus molte volte sono in ritardo, devo aspettare 3/4 d'ora, anche un'ora. Si salva il BRT Bus Rapid Transit, il cui tragitto è per lo più in corsie preferenziali. Il BRT è un servizio che regolarmente ci offre una possibilità di muoverci all'interno della città di Catania. Devo dire che la circolare BRT funziona, anche se io non l'ho mai presa, sono un po' comodista. Metropolitana che viene presa d'assalto in occasione dei grandi eventi tipo la festa di Sant'Agata, ma che non è a misura di disabile, con la maggior parte delle fermate che non prevede l'accesso ai portatori di handicap. In questo senso, l'auspicato cambio di passo tarda ad arrivare. Ancora una tragedia dell'immigrazione, un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato al largo di Lampedusa dalla Guardia Costiera. Si tratta di un migrante che ha perso la vita durante una traversata, comunque sono in corso indagini. Ci fermiamo una breve pausa, poi dopo andremo sull'Etna dove rallenta l'eruzione ma non il flusso di turisti. Mentre l'eruzione sull'Etna rallenta, continua l'afflusso di migliaia di turisti che fanno a gara per un selfie estremo a bordo Punto Lava, un pericolo per la loro incolumità ma anche per quella dei soccorritori. Eva Spampinato. L'Etna non smette di far parlare di sé. Anche il prestigioso New York Times dedica un reportage alla spettacolare eruzione del vulcano che ha fatto il giro del mondo non per peculiarità scientifiche, ma per peculiarità autoctone, ovvero i siciliani stessi e i loro selfie estremi con la lava.
Dalla ragazza con i tacchi agli amici a torso nudo ripresi dai quotidiani fino al ragazzo che forgia i posacenere. Purtroppo tutto quello che è girato in questi giorni dall'inizio della colata sui canali social ha fatto diventare questo spettacolo naturale straordinario, unico, bellissimo, l'ha fatto diventare un grande Luna Park, e la gente non si rende conto che per andare al Campolavico principale deve camminare per un'ora e mezza su una strada innevata e poi deve ritornare. Il percorso è lungo e faticoso, bisogna andare con attrezzatura idonea, con lampe, dei caschetti. E se c'è chi fa milioni di visualizzazioni passando con lo snowboard a pochi centimetri dalla lava incandescente, c'è anche chi porta ad alta quota una caratteristica tutta catanese, l'arrusti e mangia. Momento trash in pieno stile roccaraso che chi ama il vulcano e ne rispetta storia e natura non può accettare, come il geofisico Roberto Guardo. Intanto le autorità hanno stabilito un nuovo piano viabilità sulla SP92. Le persone possono accedere nella zona di Piano Vetore dal bivio di Monte Vetore Superiore e possono posteggiare ovviamente a Piano Vetore o nelle zone un po' più in basso, vicino anche ai cancelli demaniali, ma possono uscire da questo percorso o dal bivio di Monte Vetore Inferiore oppure dalla Trazzera Milia che fa capo al comune di Regalla. Indietro questo percorso non si può fare. L'incontro in Confindustria a Catania tra ST Microelectronics e i sindacati non ha soddisfatto i lavoratori, per i quali è stata confermata la cassa integrazione. Adelaide Barbagallo. Il tanto atteso incontro in Confindustria tra i vertici della STM e sindacati non ha fugato dubbi e preoccupazioni sul futuro del sito industriale a Catania. Dalla multinazionale italo-francese nessuna risposta chiara sulla cassa integrazione per 2.500 lavoratori su 5.400 dipendenti, né tantomeno sull'entità dei tagli del personale. L'azienda ha smentito che si tratti del 6% della forza lavoro. Nonostante ciò, la ST conferma gli investimenti nel nuovo impianto a Catania per i wafer in carburo di silicio, cui sono destinati 5 miliardi di euro. Quindi, da un lato vengono confermati gli investimenti di prospettiva, dall'altro il governo, che è proprietà di ST, perché ha il 13,5% delle quote azionarie, aveva dichiarato 3.000 assunzioni su Catania a fronte dell'investimento di 5 miliardi. Dall'altro lato l'azienda non ha mai confermato le 3.000 assunzioni, però oggi invece parliamo di tagli e non abbiamo ancora capito di quanti e di come farli. Quindi è una contraddizione che abbiamo bisogno di chiarire e l'unico posto dove possiamo farlo è al Ministero. I sindacati chiedono garanzie su occupazione e investimenti. La cosa che ci preoccupa di più è la riorganizzazione annunciata, che riguarderà sia la parte produttiva che la parte non produttiva dei vari siti italiani. Tinte fosche arrivano dagli Stati Uniti, dove c'è un'azione collettiva da parte degli azionisti. I vertici dell'azienda sono accusati di aver gonfiato gli utili per coprire un buco di bilancio. Tutto questo si teme possa avere ripercussioni anche a Catania. Breve pausa e poi il calcio con il Catania impegnato ad Altamura e dunque in Puglia domenica, e anche domenica il Palermo incontrerà il Cosenza. C'è il calcio, il Catania domenica a Altamura con l'obiettivo di dare un segnale dopo la brutta prestazione con la Casertana. Toscano recupera qualche elemento. Sentiamo Marco Carli. Il Catania contro l'Altamura, ma anche contro se stesso, per trovare un antidoto all'altalena al ribasso della stagione. Proprio in Puglia i rossazzurri avevano trovato 2 settimane fa quella che sembrava poter essere la vittoria del cambiamento a Monopoli, e invece poi è arrivata la prestazione assolutamente negativa con la Casertana, al di là del pareggio finale. L'Altamura nell'ultima giornata proprio a Monopoli ha dimostrato di essere squadra viva, pareggio in estremi scolto dai biancoverdi con un rigore di Grandolfo dopo che la squadra di Di Donato, prossima avversaria del Catania, si era portata in vantaggio con Rolando, uno dei migliori dei biancorossi. Come li affronterà Toscano? Con una squadra simile a quella vista nelle ultime partite. Quaini alternativa per Allegretto, comunque favorito in attacco. Attenzione all'ipotesi stoppa, che potrebbe essere presa in considerazione in avvio o a partita in corso. Altamura viene da una buona partita col Monopoli, da un buon momento. Ormai il campionato, tutte le partite sono difficili, perché ognuno per i propri obiettivi dà qualcosa in più. Ci facciamo trascinare dai giudizi in base al risultato. Noi passiamo la stessa formazione da Monopoli, che abbiamo fatto una grande partita,
a Caserta, e tutto è giusto e tutto è sbagliato in una settimana, andiamo dietro ai giudizi solo per il risultato. Dobbiamo stare sereni e tranquilli. Palermo al lavoro per la gara di domenica a Cosenza, bivio decisivo per la squadra rosanero, futuro dell'allenatore Dionisi in bilico. Marco Gullà. È probabilmente il bivio decisivo della stagione. La partita che il Palermo giocherà domenica a Cosenza rappresenta una delle ultime occasioni per rilanciarsi in classifica e dare un significato diverso ai due pareggi con Spezia e Mantova. Ma il match di Cosenza potrebbe anche essere un'ultima spiaggia per Alessio Dionisi, a rischio esonero se il Palermo non dovesse vincere. Le riflessioni sul futuro del tecnico sono sempre più concrete, insomma un passo falso potrebbe essere fatale all'allenatore. Recuperati intanto Di Francesco e Insigne, che saranno convocati, da capire se Dionisi li schiererà anche a partita in corso, perché in questo momento il 3-5-2 non è congeniale alle caratteristiche tecniche dei due. E poi dilemma Nicolao: se il difensore non recupererà potrebbe essere arretrato Blen in difesa. A centrocampo Segre è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Verre, ma la scelta dipenderà da che tipo di partita vuole impostare Dionisi. Nel frattempo emerge ancora il nodo stadio. In Consiglio Comunale non è arrivata la firma sulla convenzione per la concessione del Barbera al club rosanero e Palermo-Sassuolo del 6 aprile rischia di giocarsi a porte chiuse. Che la situazione sia difficile in casa Messina Calcio lo testimonia l'intervento del sindaco Basile, che oggi ha lanciato un appello all'imprenditoria cittadina per contribuire a pagare gli oneri fiscali e contributivi e limitare così la penalizzazione. Francesco Triolo. Noi oggi siamo qui perché il tempo è maturo in considerazione non solo del mancato versamento delle spettanze, ma anche della mancata, diciamo così, del mancato rispetto della scadenza in relazione a un atto che è stato fatto 2 mesi fa. In campo scende il sindaco Federico Basile. La situazione di grande difficoltà del Messina Calcio ha portato all'intervento del primo cittadino per cercare di salvare il salvabile. Così questa mattina a Palazzo Zanca incontro tra l'amministrazione comunale e il direttore sportivo della società Domenico Roma per trovare una via d'uscita. Basile ha detto di aver tentato di contattare la nuova proprietà ma senza fortuna e vuole capire quali potrebbero essere anche le intenzioni della vecchia proprietà. L'obiettivo è limitare i danni sulla penalizzazione. Sotto questo punto di vista l'idea che è venuta è quella di lanciare un appello pubblico per evitare appunto una condizione che potrebbe portare non al fallimento amministrativo ma a quello sportivo, affinché la città riesca con tutte le sue forze imprenditoriali, e qua faremo poi un ragionamento, a dare un contributo in una situazione nella quale c'è una nave senza nessuno al timone. Un appello quindi all'imprenditoria per salvare il Messina sul campo e aprire poi un ragionamento diverso per il futuro, ma i tempi sono stretti ed è questa l'incognita e la preoccupazione più grande. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona serata.